Buonasera, ben ritrovati, sono le 20:12, siamo nuovamente in diretta, lo avete sentito nel corso delle nostre edizioni. Questa è stata la giornata anche della lunga conferenza stampa del governatore Luca Zaia e della firma della nuova delibera che entra in vigore, le nuove regole che entrano in vigore dalla mezzanotte riguardano il trasporto pubblico locale, quindi notizie che erano state già annunciate all'inizio della settimana. Non si andrà quindi ad incidere nella capienza dei mezzi, ma attenzione, l'obbligo però a portare la mascherina a bordo è totale. La vigilanza sarà affidata al personale di bordo, che potrà staccare anche multe da 400 a 1000 euro, ovviamente non solo le mascherine ma anche la buona educazione, ha detto oggi il governatore Zaia. Non solo i trasporti però nell'ordinanza, si è parlato anche delle processioni e dei cortei, quindi che le nuove regole per queste manifestazioni, ma anche gli sport di squadra che potranno ricominciare, e anche qui dice Luca Zaia ovviamente devono prevalere le regole del buon senso. Nessun via libera invece per il momento per il gioco delle carte, una delle cose che ci è stata chiesta più volte dalle persone, però Luca Zaia ha detto aspettiamo ancora qualche giorno, poi sicuramente si riprenderà in mano anche questa partita. Per quanto riguarda invece i giornali, potranno tornare nei bar o dal parrucchiere o comunque negli esercizi pubblici. Prima era stato vietato, adesso potranno tornare appunto in tutti gli esercizi pubblici, e ancora ok ai negozi negli ospedali, agli ippodromi, invece ancora stop per i bagni turchi, ma sì invece alle saune. Ma questa è stata anche la giornata delle linee guida, importante, delle linee guida per la scuola, ha trovato quindi l'accordo tra lo Stato e gli enti locali sulla scuola, inizio delle lezioni anche per il Veneto il 14 settembre con tamponi distanze di 1 metro e ingressi scaglionati, quindi ci sarà la possibilità di screening e test a campione per tutti i professori, studenti ed operatori della scuola, riduzione della distanza interpersonale pari ad 1 metro tra le rime buccali, cioè tra la testa e testa dei ragazzi, quindi non più tra banco e banco, fondamentale per capire di quante aule si avrà quindi bisogno. Per l'uso invece della mascherina o meno si dovrà invece attendere a fine agosto, primi di settembre, per valutare il da farsi in base al quadro epidemiologico che si registrerà ad allora. E sentiamo adesso le parole proprio della ministra Azzolina. Sono linee assolutamente condivise, le abbiamo condivise con tutto il mondo della scuola, con le forze sociali, con i genitori, con gli studenti, con la disabilità, con le scuole paritarie e ovviamente con gli enti locali che ci hanno dato veramente una grande mano. Sono linee guida immediatamente operative, ci sono le soluzioni e ci sono le risorse per realizzare queste soluzioni. Il Presidente del Consiglio ha appena detto che ci sarà 1 miliardo in più da stanziare. 1 miliardo in più per me, che sono Ministro dell'Istruzione, che vengo dal mondo della scuola, è veramente tanto se pensiamo che oltre a quel miliardo ne abbiamo stanziati 4,6 di miliardi da gennaio fino ad oggi sulla scuola. La scuola non aveva mai visto tutti questi soldi, perché la scuola è stata sottoposta, ahimè, e lo sappiamo tutti quanti, a tagli che poi l'hanno in parte ridotta nella situazione che conosciamo. È stato facile stanziare adesso 1 altro miliardo? No, non è stato facile, ma è molto importante ed è il segnale, è un altro segnale che il mondo della scuola è al centro dei nostri pensieri. Dunque l'intesa trovata oggi tra governo, regioni, province e comuni sulle linee guida relative alla riapertura delle scuole è un primo importante passo avanti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme anche con il massimo coinvolgimento delle forze sociali. Così il ministro della Salute Roberto Speranza: è essenziale, dice, aggiunge, investire nuove ingenti risorse per garantire la riapertura di tutte le scuole nella massima sicurezza. È un obiettivo fondamentale su cui tutto il Paese deve essere unito. Ed ora invece parliamo dell'attività fisica che purtroppo non c'è stata in realtà con il lockdown, e ci colleghiamo via Skype con Federico Passer, specialista in ortopedia e traumatologia dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buonasera. Buonasera a lei e a tutte le telespettatrici e i telespettatori di Antenna Nord-Est. Buonasera. Buonasera. Dunque, lei insomma
è uno specialista in questo settore. Che conseguenza ha avuto l'inattività fisica durante il lockdown? Diciamo che è stata una cosa abbastanza lunga, perché una chiusura così lunga non c'era mai stata, e quindi ha causato una sedentarietà prolungata, con anche interessamento sia delle attività sportive, delle attività scolari, delle attività ludiche e anche della mobilità. Inoltre molte persone sono state chiamate a lavorare con lo smart working, gli studenti davanti al computer, e questo ha determinato sicuramente delle posture errate, con diciamo l'ingobbimento, per dirlo in parole povere, che può determinare una contrattura dei muscoli cervicali. Tra le altre cose c'è anche il fatto che ci sono molte persone che dovevano muoversi per problemi di patologie particolari, tipo i diabetici che devono camminare almeno un'ora al giorno, e le persone anziane che hanno problemi di apparato vascolare degli arti inferiori che devono camminare, che purtroppo sono stati limitati. Adesso stanno ricominciando pian pianino, vedo anche con soddisfazione che c'è gente che ha imparato a camminare e a correre la mattina presto, perché io vado a lavorare molto presto la mattina, e quindi vuol dire che hanno capito che intanto bisogna avere delle precauzioni, perché siamo d'estate e quindi con le temperature che ci sono potrebbe essere dannoso fare degli orari diversi. E certamente questa è stata una presa di coscienza dovuta anche al fatto che c'è stato questo periodo che ha fatto sì che tutte le persone si siano rese conto di quanto è importante muoversi e fare dell'attività fisica. Ecco, lei prima l'aveva accennato, insomma, i più colpiti, diciamo, sono anche gli anziani, che sono dovuti rimanere a casa molto di più che, insomma, le persone che bene o male potevano comunque fare una passeggiata. Gli anziani invece più preoccupati sono rimasti maggiormente a casa, e sono quelli che ne hanno risentito di più, insomma. Certo, gli anziani sono quelli che ci preoccupano di più, prima di tutto perché sono stati molto preoccupati per tutto quello che è stato detto anche sulle conseguenze del Covid-19, e abbiamo notato che per stimolarli bisogna dargli degli stimoli un po' diversi da quelli soliti. Oltre a incoraggiarli al fatto che il movimento fa bene, bisogna anche cercare di fargli capire che pur essendo persone anziane e il tono muscolare scende fisiologicamente dopo una certa età, bisogna cercare di mantenerlo, perché la mancanza di tono muscolare è una delle principali cause di cadute dell'anziano. Cadere può essere sicuramente peggio che sacrificarsi e fare qualche passeggiata magari di mezz'oretta, cominciare a fare gradualmente un po' di attività, dalla camminata alla passeggiata, cercando anche magari di frequentare delle zone tipo i parchi, i giardini, le zone verdi, che credo che a Treviso non manchino. Ecco, appunto, il consiglio, insomma, suo è la ripresa, diciamo, graduale in questo momento dell'attività fisica. Certo, la ripresa deve essere graduale per forza, perché ho avuto anche alcune richieste di persone che erano abituate a fare attività sportiva, non solo gli anziani ma anche i giovani, e cerchiamo di fargli capire che l'attività, dopo che sei stato fermo 3 mesi o 2 mesi e mezzo, uno non può riprendere a fare i 30 o i 40 km come faceva prima, anche perché si può andare incontro a crampi o contratture muscolari, per cui bisogna fare una ripresa graduale. Facciamo l'esempio sempre degli atleti, come quando hanno degli infortuni che possono durare dal mese ai 2 mesi ai 6 mesi. Certo, loro hanno anche il preparatore, i fisioterapisti, però se qualcuno non ce la fa si può rivolgere delle persone esperte che gli possono fare dei programmi di ripresa. In ogni caso la ripresa, anche se è un piccolo sacrificio e può provocare qualche piccolo fastidio, non va interrotta, perché il muscolo pian pianino si dovrà abituare anche lui, nonostante sia stato fermo per tutto questo periodo. Ecco, lei appunto accennava anche agli atleti. Adesso con l'ordinanza, insomma, del presidente Zaia riprendono anche le attività, insomma, sportive agonistiche, e quindi anche gli atleti, insomma, ritornano agli allenamenti veri e propri, non più da casa o gli esercizi fatti, insomma, magari nelle proprie abitazioni. Che consigli dà a questi atleti? Allora, gli atleti sicuramente sono assistiti più di tutte le persone normali, i cosiddetti comuni cittadini. Certo che il problema è che fare l'allenamento davanti al computer, sia pure con un istruttore, un allenatore, un
preparatore atletico è molto diverso che farlo dal vero, quindi credo che tutti i preparatori abbiano ormai preso la consapevolezza che la ripresa deve essere fatta certamente con i requisiti di sicurezza che dice l'ordinanza, però deve essere fatta in modo graduale, anche perché è sempre stato uno dei cardini, diciamo, della prevenzione degli infortuni, a maggior ragione dopo che c'è stato un periodo in cui si è stati tanto fermi e quindi gli infortuni sono sempre dietro l'angolo in attesa di avvenire, per cui sicuramente i preparatori di certe attività che sono attività agonistiche o professionisti o semiprofessionisti sanno di sicuro come comportarsi. Senta, dopo la ripresa dell'attività, insomma, le persone invece più comuni, quelli che diciamo non si allenano proprio così tanto, quali sono state le richieste maggiori che ha avuto? Allora, sì, le richieste maggiori sono state innanzitutto sull'aumento del peso, perché si sono stati fermi per un po' di tempo e quindi hanno trovato un po' di difficoltà a riprendere a fare le attività che facevano prima. Il consiglio che diamo di solito è quello di fare un regime dietetico certamente non rivoluzionario, magari col consiglio del medico curante, ridurre un po' l'apporto calorico, cercare di integrare con liquidi, l'acqua e i sali minerali e cercare lo stesso di riprendere, sempre però facendo piano piano, passando dalla passeggiata alla camminata e ritornare poi gradualmente anche a fare qualche corsa. Perché chi è stato fermo per 2 mesi, come dicevo prima, non può permettersi di mettersi a correre e fare i 12 km o le mezze maratone o le maratone, deve ricominciare da capo, avere tanta pazienza, cercando di non fermarsi per non avere dei problemi maggiori dopo. Quindi insomma la maggior preoccupazione è stata quella del sovrappeso, oltre che l'inattività. La principale preoccupazione è stata quella del sovrappeso, perché poi è legata anche al discorso dell'attività, nel senso che l'attività diventa più difficile quanto maggiore è il peso da spostare. Certo che però ci sono anche molte persone che si rivolgono a noi perché hanno parenti anziani a casa che nonostante a cui è stato ordinato magari di fare dell'attività, come dicevamo prima, per la prevenzione delle malattie metaboliche tipo patologie cardiovascolari, diabete eccetera, e dovrebbero camminare, sono ancora un po' restii a uscire di casa, sempre presi, diciamo così, da questa campagna che peraltro era giusta perché era grosso il rischio, però adesso bisogna che cerchino anche loro di stimolarli facendogli fare delle cose magari interessanti, accompagnandoli fuori, cercando di trovare qualche sistema di distrarli per portarli fuori e insegnargli che però peraltro devono cominciare a camminare perché fa bene soprattutto anche alla loro salute. Ecco, le chiedo anche un'ultima cosa, molti telespettatori ci chiamano perché ci dicono ma quando camminiamo, soprattutto gli anziani che sono i più preoccupati, quando camminiamo dobbiamo portare o meno la mascherina anche se siamo fuori, se incontriamo qualcuno, perché ovviamente l'anziano fa più fatica a portare la mascherina e poi magari a camminare. Certo, la mascherina fa molta fatica, è quasi impossibile fare un'attività sportiva con la mascherina. Abbiamo parlato anche con preparatori atletici di squadre di professionisti, però è chiaro che la mascherina va portata dietro, non serve quando si cammina. Le ordinanze dicono che quando ci si avvicina a una persona a una certa distanza, per fare 2 parole o per salutarsi si può indossare la mascherina. Questa non può provocare diciamo, un'inibizione della camminata. La camminata si può fare tranquillamente, poi se incontra l'amico, il parente o la cognata o il figlio o la figlia con i nipoti si può mettere benissimo la mascherina, si tratta di una frazione di minuti, non è che la deve tenere sempre. Ecco, questo vale anche e soprattutto per i ciclisti, abbiamo visto anche parecchi ciclisti invece che avevano la mascherina andando in bicicletta, può provocare dei danni questo? Bisogna stare attenti, la mascherina è un filtro che filtra anche durante la respirazione, può provocare un accumulo di anidride carbonica soprattutto sotto sforzo. I ciclisti possono benissimo stare senza la mascherina, è chiaro che anche loro sottoposti al discorso del distanziamento, se si avvicinano l'uno all'altro o se si fermano per fare qualcosa che devono fare in comune, tipo riparare una ruota che si buca, è meglio che si mettano la mascherina, però poi la mascherina non ha senso usarla. La ringrazio, grazie davvero, grazie per questi consigli. Grazie a voi e a tutti. Grazie davvero. Un saluto a tutti. Un saluto a voi e grazie della compagnia. Buona serata. Grazie, buona serata, grazie, buon lavoro soprattutto.
Dunque, insomma, li avete sentito, insomma, i consigli dell'esperto, insomma, in ortopedia, in traumatologia, insomma, l'attività fisica va ripresa ma in maniera ovviamente graduale, questo soprattutto per gli anziani, tanti anziani, insomma, che ci chiamano e ci chiedono, insomma, come riprendere, come poter, insomma, riattivare un po', insomma, l'attività fisica dopo 3 mesi di fermo. Io andrei prima adesso a Padova, dove c'è stato l'appello del mondo scientifico alla politica. Dice: investite, dice, nella ricerca ora più che mai in visita ai laboratori del VIM di Padova. La Presidente del Senato Casellati promette un sostegno maggiore alla ricerca che è davvero fondamentale, lo abbiamo capito proprio in questo periodo di grave emergenza sanitaria. Sentiamo. Il nostro petrolio è la ricerca e non è soltanto avanzamento nelle conoscenze, ma è ricaduta economica. L'investimento nella ricerca è prioritario per il Paese, questo è l'appello del mondo scientifico padovano alla politica. Proprio nei laboratori del VIM, eccellenza europea, è stata fatta un'importante scoperta nella lotta al Covid. Ad aprile, infatti, nelle settimane dell'emergenza sanitaria, un team di ricercatori dell'Istituto di Medicina Molecolare, specializzati nello studio del tumore alla prostata, hanno scoperto uno dei principali trattamenti farmacologici in grado di contrastare il coronavirus. La ricerca che abbiamo fatto noi adesso sul Covid, su questo farmaco che usiamo come terapia del Covid, la stanno usando gli ospedali veterani americani, l'Università di California, la Johns Hopkins, Seattle. Questo vuol dire che è una ricaduta economica enorme. In occasione della visita ai laboratori della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il mondo scientifico ha chiesto che vengano dati più fondi per la ricerca necessaria per il rilancio dell'Italia e per uscire definitivamente dalla pandemia. Oggi, di fronte ad una malattia come il coronavirus, noi non abbiamo ancora né terapie né vaccino, ed allora solo dalla ricerca potrà nascere un futuro per la nostra Italia, perché si potrà davvero riaprire in sicurezza tutte le attività, quindi c'è una proiezione concreta anche a questo sapere. C'è scritto un cartellone lì che mi ha molto colpito: nasce qui il futuro. La ricerca non è un optional, ma uno strumento fondamentale di crescita e ha il potere di liberarci dalle paure, soprattutto in questo periodo, perché è l'unico strumento per sconfiggere il virus, ha detto la Presidente del Senato, promettendo di far arrivare a Palazzo Madama le richieste della Fondazione di Ricerca Padovana. Dobbiamo investire molto di più, non basta complimentarci. Occorre investire con strumenti e risorse e crederci soprattutto. Bene, ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio ed ora una notizia di cronaca che arriva dal Trevigiano. È caduta nelle acque del canale Piaveselle ed è morta annegata. È stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi il corpo senza vita di Carla Fasa, classe 1949, residente a Spresiano. Il cadavere dell'anziana è stato rinvenuto in una chiusa del canale nei pressi dell'azienda San Lorenzo. La donna era scomparsa dalla giornata di giovedì e i familiari, molto preoccupati, si erano rivolti ai carabinieri. Oggi purtroppo il ritrovamento. Ed ora invece abbiamo il collegamento con Andrea Saccarola, il sindaco di Martellago. Ricordiamo che ieri c'è stato l'ennesimo purtroppo incidente mortale sul lavoro. Sindaco, buonasera. Buonasera a voi e telespettatori. Dunque, sindaco, per un attimo, insomma, torniamo a parlare di questo incidente mortale, purtroppo l'ennesimo nel Veneto. Si sono riaperte le attività, le aziende e purtroppo si registra già un nuovo decesso. Purtroppo sì, ieri questa triste notizia mi è arrivata alle 7:30 di mattina. All'1 ho sentito il titolare dell'azienda, sono andato lì anche per confortarlo perché era veramente scioccato. Sotto con lui mezz'oretta, sinceramente la situazione non è bella, soprattutto per lui che ha visto il suo dipendente morire, si può dire, tra le braccia. Ecco, purtroppo, come stavamo dicendo, si sono riaperte le attività anche nel suo territorio e
questi incidenti, ci diceva anche lei ed anche i sindacati dicevano è davvero assurdo che una persona vada a lavoro e non torni più a casa. Sono d'accordo, così con i sindacati, però sinceramente questa è stata proprio una tragedia e penso che sia stata una cosa, non so darmi una spiegazione neanch'io, perché ripeto, ho visto il macchinario, come è posizionato e non mi so dare una spiegazione su come possa essere successo. Sindaco, invece tornando alle attività, sono riprese un po' tutte le attività nel suo territorio, perché noi sappiamo insomma in alcuni territori un po' a macchia di leopardo, alcune hanno ripreso e alcune ancora non hanno ripreso l'attività. Lì da lei com'è la situazione? A Martellago siamo ripartiti, parlo al plurale perché anche io ho un'attività comunque, e io ho avuto la fortuna di stare aperto durante il periodo del Covid avendo un'attività alimentare e adesso hanno aperto tutte le altre. Logicamente non siamo tornati ai ritmi di 4 mesi fa. Quello sicuramente no. Speriamo che nel tempo e con le nostre iniziative anche del Comune di tornare presto come nel 2019. Ecco, i ristoratori che sono stati quelli un po' più penalizzati hanno riaperto perché sappiamo che molti stanno attendendo. Allora, da noi hanno aperto, posso dare un dato, penso un meno 50% rispetto a quello che facevano prima. Quindi sicuramente sono coraggiosi, hanno avuto il coraggio di aprire anche prima facendo consegne a domicilio, che non avevano mai fatto prima, quindi io devo solo che ringraziarli perché hanno aiutato anche gli abitanti magari una volta a chiamare il ristorante, trovare pronto e farsela portare a casa. Però logicamente la situazione non è delle rose. Ecco, e non so se ha sentito prima, il Presidente Zaia ha firmato la nuova ordinanza che entrerà in vigore proprio a mezzanotte e insomma si parla appunto, ci sono le nuove regole sul trasporto pubblico, quindi capienza totale ma l'obbligo della mascherina all'interno dei mezzi pubblici con multe che sono pesanti, che possono andare da 400 fino a 1000 euro. Sicuramente non sarà facile, poi aspetterà ovviamente al personale di bordo controllare insomma che tutti rispettino questa regola, anche se non sarà facile perché abbiamo visto che negli autobus molte volte non mettono proprio questi dispositivi. Non sarà facile, sicuramente no, però sicuramente come Zaia ha fatto in questi mesi sarà vigile in queste cose, in questi controlli. Il trasporto era un problema grosso, in primis perché comunque sono state cancellate delle corse che adesso pian pianino li stanno ripristinando. Speriamo che adesso con queste piccole restrizioni ci sia la possibilità di viaggiare meglio anche nei mezzi pubblici, perché ricordiamo che noi comunque a Martellago siamo Gronda di Venezia e quindi abbiamo molti abitanti che vanno a lavorare là, quindi ci servono i trasporti. E per il resto devo dire comunque è un'ordinanza sempre anticipata rispetto agli altri, quindi devo solo ringraziare il governatore Zaia. Ecco, anche la ripresa, Sindaco, dello sport, quello di squadra, insomma, che tanto si aspettava, insomma, le squadre attendevano questo momento da tanto. Sì, da tanto. Io devo ringraziare anche comunque le società sportive del mio territorio, perché comunque con il nostro Diparto di Martellago li abbiamo incentivati a fare i centri estivi, anche loro coraggiosi perché comunque c'erano delle linee guida da rispettare e sono riusciti a farlo, e 15 associazioni del territorio, tra cui anche il calcio, il basket e la pallavolo, sono riusciti a fare i centri estivi, quindi è una bella cosa, e anche prendendo più o meno un 300 ragazzi alla settimana. Ecco, una ripresa, dunque Sindaco, che però non sarà semplice questa ripresa economica, sicuramente lenta e sarà molto lunga. Sarà lunga, infatti, come ho detto prima, noi come comune amministrazione abbiamo fatto un'azione che si chiama Riparti Martellago, dove la prima tranche partirà adesso, è partita un po' di giorni fa, con il plateatico, con l'ampliamento, con storno della tassa sulla pubblicità, e poi abbiamo fatto un fondo emergenza che andremo a usarlo a settembre, perché secondo i nostri conteggi a settembre vedremo veramente la situazione com'è. Dunque queste sono le iniziative da parte del Comune, insomma. Sì, quindi appunto, ripeto, il Comune ha messo 440.000 euro, di cui 130.000 sul sociale e 310 sul commercio. Abbiamo fatto un'operazione con dei buoni shopping dove da 200.000 euro messi dal Comune
il cittadino ne spenderà altri 200.000 fino a un totale di 400. Quindi il Comune andrà a rimborsare la parte dei 200.000 al commerciante. Ecco, le faccio l'ultima domanda. Sì. Sono riaperte anche le sagre, le manifestazioni, insomma, che ci sono sagre, feste. Lì vi siete già organizzati, perché i comuni si stanno organizzando a come possono fare per evitare poi gli assembramenti? Noi ci stiamo organizzando, a noi è saltato il Street Food Festival, sono saltate le notti bianche dei nostre tre frazioni. Adesso abbiamo la Sagra del Rosario della parrocchia di Martellago, che è primi di ottobre. Io mi auguro di trovare una soluzione, anche perché comunque le linee guida rispetto a un mese fa adesso sono un po' più morbide, logicamente, e ci vuole responsabilità, quello sicuro, e che i cittadini rispettano le regole. E devo solo ringraziare i miei cittadini, perché comunque in questi mesi si sono veramente comportati bene. Certo, anche perché insomma bisogna sottolinearlo e ricordarlo, insomma siamo usciti dalla fase di emergenza, ma il virus di certo non è ancora scomparso e quindi insomma l'attenzione deve rimanere comunque alta e le regole da rispettare insomma devono essere rispettate, le mascherine vanno portate insomma come da ordinanza. Certo, noi come sindaci ci trovavamo ogni sera in unità di crisi a Marghera col dottor Dalben, col direttore generale, e ancora tuttora al mercoledì sera ci troviamo appunto per apprendere e poi dire ai nostri cittadini cosa è meglio fare e come rispettare queste regole. Sindaco, intanto io la ringrazio. Grazie, Mi grazie permetto davvero. di dire una cosa solo, se mi lascia. Certo. Voglio ringraziare voi per quello che avete fatto in questi 4 mesi, perché grazie a voi alle 12:30 andavo a casa, mi collegavo, vedevo Zaia ogni giorno quello che diceva, quindi vi ringrazio per il tempo che avete dedicato anche a noi cittadini e sindaci. No, grazie a lei invece della disponibilità e di aver potuto insomma partecipare a questa diretta. Poi ci sentiremo sicuramente anche insomma nei prossimi giorni per aggiornare anche i cittadini sulle novità insomma. A disposizione. Grazie davvero Sindaco. Grazie, arrivederci, buona serata e buon lavoro. Serata. Dunque queste le parole del sindaco di Martellago, dove vi ricordiamo appunto ieri c'è stato un incidente sul lavoro, purtroppo un incidente mortale. Per quanto riguarda invece i dati riguardo ai contagi che arrivano dall'Italia, aumentano in Italia i casi di Covid-19, anche se i 259 registrati oggi segnano un leggero calo rispetto ai 296 di ieri, in aumento anche i decessi e in 3 regioni l'indice di contagiosità è salito al di sopra di 1, una situazione da controllare con l'attenzione, quella della diffusione del nuovo coronavirus in Italia, anche se l'Istituto Superiore della Sanità parla comunque di una generale bassa criticità con un aumento di casi in alcune aree. Ancora una volta, secondo i dati della Protezione Civile, la maggior parte dei nuovi contagi è avvenuto in Lombardia con 156 casi, pari al 60,2% del totale. Alto anche il numero dei casi in Emilia-Romagna, 46 dei quali si devono al focolaio di Bertolini a Bologna. Complessivamente il numero complessivo di casi in Italia è salito a 239.961 e quello dei morti a 34.708. Questi dunque i casi nazionali, insomma, relativi appunto a tutte le regioni d'Italia. Abbiamo parlato appunto di commercio, abbiamo parlato di una situazione che comunque continua a far fatica a riprendere. Noi ci spostiamo quindi a Vicenza e andiamo a vedere qual è la situazione del commercio. Negozi e locali resistono nonostante il lockdown, ma gli aiuti promessi dal governo sono oggi più urgenti, dicono, che mai. Dopo il lockdown a Vicenza si fanno i conti delle vetrine accese e di quelle che si sono spente. Dall'inizio dell'anno e fino al 31 maggio il saldo in città è positivo. C'è bisogno di notizie positive, questa certamente lo è. Alla luce dell'emergenza Covid nei primi mesi dell'anno abbiamo un dato che evidenzia un saldo positivo tra aperture e chiusure, non solo in tutta la città, non solo nel centro storico, ma anche prendendo singolarmente alcune vie che sono state oggetto di attenzione mediatica e di polemiche talvolta strumentali, come il tratto nord di Corso Fogazzaro. Ebbene, in tutti questi 3 campi il saldo rimane positivo.
Insomma, il lockdown non ha ucciso il commercio come ci si sarebbe aspettati, ma attenzione a cantare vittoria. Per ora i negozi e i locali tengono, restano in piedi, reggono il colpo, ma se non arriveranno gli interventi promessi dal governo potrebbe esserci un'inversione di marcia. La coda dell'emergenza Covid si farà sentire, soprattutto se dal governo non arriveranno quei sostegni concreti, in modo particolare sulla liquidità a fondo perduto che necessitano le nostre imprese e le nostre partite IVA. Quindi rimaniamo assolutamente con i piedi per terra, va però evidenziato un dato che è assolutamente positivo. E allora restiamo ai numeri. In città 64 attività commerciali hanno aperto, mentre molte meno, 48 per la precisione, hanno chiuso. In centro storico a Vicenza 25 nuove vetrine accese, mentre 20 purtroppo hanno abbassato la saracinesca. Siamo in Piazza Biade, in questo momento potete vedere di fronte a noi una saracinesca abbassata, ma che presto si alzerà perché sta per aprire un nuovo bar proprio qui. Insomma, Vicenza ha un futuro davanti ed è tutto da scrivere. E siamo arrivati al termine di questa diretta, vi do appuntamento ovviamente a domani, ovviamente 11:30 la nuova diretta di Antenna 3 ed è davvero tutto per questa edizione. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.